ancora in gravissime condizioni il motociclista che ieri a Isola di Abba a Polverara è uscito di strada mentre rinsella la sua moto. Il 65enne è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova dove è stato lì trasportato. Si tratta dell'ennesimo incidente stradale in pochi giorni lungo le strade del Padovano che vede coinvolto un motociclista. In appena 10 giorni infatti ci sono state ben 5 vittime. Alberto Moretti, 21 anni, morto sabato 18 giugno mentre rinsella la sua Ducati centrato da un'auto che stava svoltando da un parcheggio a Galliera Veneta. Poi il 24 giugno Simone Silvestri, 17 anni appena, schiacciato da un camion a Limena mentre viaggiava sullo scooter guidato dal padre. Nicolas Menato, morto domenica uscendo di strada con la moto a Monselice davanti agli occhi della fidanzata dopo aver fatto una gita sui colli. E infine Elisa ed Alfredo Bergamasco, morti lunedì sera a Corezzola mentre sul loro scooter stavano andando ad aprire la loro pizzeria di Chioggia. Padre e figlia sono finiti contro un palo della segnaletica. Elisa, 33 anni, è deceduta sul colpo. Il papà Alfredo, 60 anni, è espirato poco dopo in ospedale. Sulla strada ha perso la vita in questi giorni anche un 26enne automobilista, Davide Ceccato, di Gazzo Padovano, mentre ieri un 26enne di Loreggia è rimasto ferito in uno schianto frontale lungo la Treviso Mare. Dall'inizio del 2022 sono 501 gli incidenti che hanno coinvolto scooter, bici e monopattini nel Padovano. Serve prudenza alla guida. Secondo Luigino Baldan, presidente di ACI Automobile Club Padova, molti incidenti sono provocati dalla distrazione. Sarebbe invece molto utile per ognuno di questi incidenti analizzare, ma nel giro di una settimana, 15 giorni, quali sono state effettivamente le cause, perché allora in questo modo si può cercare di intervenire. Certamente sappiamo che una delle cause principali è la distrazione. Questo purtroppo lo vediamo tutti noi quando andiamo per le strade, quanta gente guida e sta chattando o ha in mano il telefonino, anche i motociclisti.